Sembra ormai tutto pronto per questa terza corsa. Abbiamo visto la caduta in sgambatura di Bramanta Jet, poi la cavalla è stata rivestita, controllata anche con la macchina dal veterinario, ma la cavalla è partente, quindi tutti e 12 dietro l'autostart, i 3 annino vincitori di 3.000 euro in carriera, 12 al via, 1 Babbo Tab Roberto Vecchione, 2 Baltimora Spav Tommaso Gambino, 3 Battis Andrea Bigliardi, 4 Birbone Gual Antonio Greppi, 5 Birbaral Manuel Pistone, 6 Buio Alessandro Gocciadoro. Seconda fila 7 Bumpy Tot of West Roberto Andraghetti, 8 Bimbo di Mille Sandro Miraglia, 9 Blackfire Horse Marco Basile, 10 Brufeno il Marco Stefani, 11 Bramanta Jet Carmine Piscoglio, 12 Bucefalo GL Manuel Galeazzi. 3 cavalli di debutto, il 2, il 6 e il 10. Vediamo attardato. Buio, veloce Birbaral che cerca di prendere il comando con Manuel Pistone su Baltimora Spav, poi al largo è Birbone Gual, cavalli sulla curva con Birbone Gual che può sistemarsi terzo. Buio squalificato, ma Antonio Greppi si è deciso a andare a chiedere strada. 3 Battiz squalificato, La squalifica anche per Battiz. 1 Intanto Tab squalificato, si avvantaggiano 3 cavalli con Birbone Gual che va a chiedere strada. Arriviamo al paletto dei 400 metri, insiste Birbone Gual e passa con spesa 29-2 per il Sauro di Antonio Greppi che ora battistrada davanti a Birbaral. Poi il 2 di Baltimora Spav, intanto cercano di farsi sotto gli altri, è stato squalificato anche l'1 di Babbo Tab. 600 metri van via in 45 appena scarsi, siamo al passaggio davanti alla tribuna, tutti abbastanza sgranati. I primi 3 al comando con Birbone Gual che cerca di rifiatare, poi Birbaral, Baltimora Spav, Blackfire Horse davanti al 10 di Brufenoil, al largo invece è Bramanta Jet. Giro in 1 minuto e 5 decimi, quindi SS la frazione qui davanti alle tribune, sempre Antonio Greppi, il figlio di Algersolo al comando, con in schiena Birbaral, frazione lenta della curva in 16,4, viene fuori un primo chilometro in 1,17 scarso, figlio della prima parte di gara. Sempre Baltimora Spav, la debuttante di Tommaso Gambino in terza posizione che accenna a spostare ma trova l'anticipo da parte di Birbaral. Retta di là passata in 15 secco, 1.31,9 ai 3/4 di miglio, con in vantaggio sempre Birbone Gual, l'errore di Birbaral. Allunga Birbone Gual, seguito ora da squalificato, Baltimora Spal. Intanto ultima curva passata in 14,7, retta d'arrivo, in vantaggio Birbone Gual, attaccato all'interno da Baltimora Spav, ma alla fine Birbone Gual viene a cogliere la sua prima vittoria in carriera al quinto tentativo, secondo posto per Baltimora Spav davanti a Blackfire Horse, mentre per il quarto più distante il debuttante Brufenoil. 1.15,1 la media al chilometro per Birbone Gual, l'Algersol della scuderia Cupolone. Il training è quello di Enrico Fiaschi, la guida di Antonio Greppi. La prima vittoria in carriera, la quota al totalizzatore in chiusura di 1,74.